Un nuovo modello di gestione della sanità che nelle intenzioni dei proponenti dovrebbe garantire un modello unico per tutti i dipendenti e i pazienti, oltre che un minor dispendio di risorse dal punto di vista amministrativo. L'approvazione in Consiglio regionale mercoledì è l'ultima tappa di un processo che è stato piuttosto breve tra la presentazione della riforma ai territori e poco margine di discussione nonostante i molti dubbi emersi soprattutto tra i sindaci. 18 voti a favore da parte dei consiglieri di maggioranza, mentre l'opposizione ha abbandonato l'aula, una forma di protesta dovuta al fatto che non era stata accolta la richiesta di sospendere la seduta per incontrare una delegazione di lavoratori del comparto sanitario. Questa riforma, ha detto il presidente della Liguria Bucci, ha come obiettivo quello di utilizzare meglio le risorse e incrementare quella a disposizione della cura dei territori, dei servizi ai malati e ai cittadini. Innanzitutto, le 5 aziende sanitarie locali non esistono più, ci sarà un'unica realtà chiamata Azienda Tutela Salute Liguria, sarà articolata in 5 aree sociosanitarie che corrispondono ai territori delle attuali 5 ASL. ATS Liguria sarà guidata da un direttore generale, coadiuvato da un direttore sanitario, un direttore amministrativo e un direttore sociosanitario. All'interno viene istituita un'area che dovrà centralizzare i servizi amministrativi, le procedure di reclutamento del personale, gli acquisti unificati, la gestione unitaria della logistica e dei magazzini, il coordinamento dei laboratori e della diagnostica per immagini. Ciascuna delle 5 aree sarà retta da un direttore di area che risponderà al direttore generale dell'ATS. I direttori di area avranno la gestione operativa dei servizi sanitari e sociosanitari, l'allocazione e il controllo del budget assegnato dalla direzione generale, il coordinamento dei distretti e delle strutture ospedaliere locali, il monitoraggio, la valutazione e controllo dei servizi territoriali, compresi i tempi di attesa. L'attività ospedaliera metropolitana viene riorganizzata. Dal 1 gennaio 2026 viene creata una struttura ospedaliera metropolitana denominata AOM, costituita da San Martino, Galliera, Villa Scassi e Derzelli. La conferenza dei sindaci dei comuni liguri sostituirà le 5 corrispondenti alle diverse ASL, continuerà a esprimere i bisogni sociosanitari delle comunità locali e per fare questo nominerà un comitato di rappresentanza composto dal presidente della conferenza, che lo presiede, e dai presidenti delle conferenze e dei sindaci delle ASL. Il personale in servizio nelle ASL, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, è trasferito dal 1 gennaio senza soluzione di continuità all'ATS Liguria, fatta eccezione per quello assegnato a Villa Scassi, che è trasferito all'azienda ospedaliera metropolitana. I dipendenti mantengono il trattamento giuridico ed economico in godimento, gli incarichi e le indennità in essere al momento del trasferimento.